Ero a casa, tirava parecchio vento e pioggia, per pochi minuti ma intensi. Fortissimo. Ci sono temporali che si vedono spesso ultimamente, quindi Il giorno dopo la regina è tornata a risplendere, ma i minuti vissuti nella serata di domenica sono stati interminabili. Un nubifragio violentissimo si è abbattuto sulla Conca Ampezzana, diversi gli alberi caduti in strada, il danno più vistoso alle scuole Duca d'Aosta, dove è stata scoperchiata un'ampia porzione del tetto, immediata la sospensione in via precauzionale delle lezioni per le classi medie. Chiaramente il vento c'era in tutta Cortina, poi probabilmente anche in altre località. Si è capito benissimo, forse è stata una tromba d'aria, i danni sono ingenti e poi ci saranno altri danni anche altrove. In effetti il maltempo ha sferzato anche altre zone del Bellunese, 50 complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco, tra piante in strada e tetti parzialmente scoperchiati, da Falcade a Sedico. Danni si sono registrati ai fienili dell'Alto Agordino, numerosi anche i blackout elettrici comunque contenuti come nella zona di Sospirolo, pioggia che si è abbattuta poi sul traffico da rientro, fortunatamente però senza danni o particolari disagi.